Buongiorno, sono Maria Laura Faccini, sono Presidente del Comitato Progetto Comune. Oggi ci sarà la seconda intervista con il Presidente di Municipalità di Favaro Veneto, l'Avvocato Marco Bellato, che tra poco vedremo, e come ho già anticipato durante il primo incontro con il Presidente della Municipalità di Mestre Centro, questo è un servizio che noi vogliamo rendere ai cittadini per far capire quali sono i ruoli effettivamente delle municipalità, che sono degli organi importantissimi intermedi tra l'amministrazione centrale e i cittadini, e quali siano e come siano i loro presidenti di municipalità e quali sono le dinamiche, di che cosa si occupano. Quindi dicevo appunto che siamo qui, siamo stati accolti dal Presidente della Municipalità, l'Avvocato Marco Bellato, che è qui accanto a me e che ringrazio moltissimo. Buongiorno Maria Laura, grazie a te, grazie a lei. Grazie, e quindi come sempre noi faremo una serie di domande specifiche su questo territorio, però prima vorrei dare qualche notizia sul Presidente. Quindi Marco Bellato, 45 anni compiuti 2 giorni fa, è nato e vive a Favaro da più generazioni, è avvocato cassazionista con studio qui appunto a Favaro, vicino alla piazza, è abilitato alle difese d'ufficio, quindi questo è molto interessante. È iscritto all'albo degli avvocati di Venezia dall'anno 2006. Gioca a basket da quando aveva 10 anni, ora a livello amatoriale. Gli piace fare jogging e correre per le strade del nostro territorio ed è anche appassionato di letteratura e quando può legge. È scapolo. E quindi questo è una cosa in più. È un appello. Non diciamo, c'è un appello, ma non diciamo dove abita perché ci potrebbero esserci dei problemi. Benissimo. Allora, Presidente, questo è il suo secondo mandato come Presidente di questa municipalità e nelle ultime elezioni amministrative ha ottenuto un ottimo risultato e questo evidentemente rappresenta la soddisfazione dei suoi elettori che quindi l'hanno riconfermata. Questa municipalità comprende un territorio abbastanza vasto, comprende Favaro, Dese, Tessera, Canoghera, Campalto e Cassolaro e ricopre infatti una superficie piuttosto ampia del comune di Venezia, cioè 44 km². Quindi conta tra l'altro 24.000 abitanti, quindi è un bel impegno. Che cosa mi dice a proposito di questo bell'impegno poderoso? Sì, allora intanto grazie della domanda. Noi nel 2015 abbiamo vinto le elezioni contro ogni pronostico per poco meno di 300 voti. Nel 2020 invece abbiamo vinto con una percentuale del 70%. Quindi lo interpretiamo come un importante riconoscimento da parte della cittadinanza per quello che è stato fatto in questi 5 anni. Però voglio anche ringraziare tutte le forze di coalizione che hanno corso con noi, e sono con me, la lista Brugnaro, Forza Italia che poi non ha fatto un consigliere, la Lega e la lista Boraso, perché qui a Favaro abbiamo fatto anche la lista Boraso e ovviamente anche Fratelli d'Italia, quindi è stato un risultato che ci riempie di gioia, però ci riempie anche di responsabilità perché il 70% è comunque una percentuale importante e bisogna dare delle risposte, quindi sì, si tratta di un bel impegno, si tratta di avere e di prendersi le proprie responsabilità, però è anche una grande passione perché qui chi vive a Favaro Veneto, chi ha vissuto a Favaro Veneto, chi è passato per Favaro Veneto sviluppa un legame, mi passi il termine, viscerale con la comunità e quindi ci tiene che le cose siano fatte, che le cose vengano fatte in un certo modo, soprattutto anche per il senso di appartenenza a questa comunità. Quindi io, ma tutti i consiglieri che sono prevalentemente di Favaro Veneto, abitano a Favaro Veneto, ci tengono che le cose vengano fatte in tutte le 6 frazioni che comprende appunto Favaro Veneto, che sono Favaro, Dese, Tessera, Canoghera, Campalto e Cassolaro. Perfetto, bene. Quindi a questo proposito, quindi questo gran numero diciamo di cittadini, che rapporto ha con i suoi concittadini? Cioè quando li incontra, in che occasioni, quali sono i problemi che le presentano e come lei si pone per poterli aiutare? Ma allora, io intanto su questa domanda le chiedo scusa per la mia emozione un po' perché mi ricordo, la mia famiglia aveva un negozio lungo la via San Donà, no? Un tempo c'era questa via che è la via principale di Favaro, la via San Donà, dove tra l'altro io ho anche lo studio che dà direttamente sulla via e tutte le famiglie più o meno avevano la loro attività. E negli anni che furono qui c'erano molte aree verdi e c'erano molti contadini, agricoltori, io stesso vengo da una famiglia di contadini e ricordo mio nonno che aveva gli amici che si trovavano in negozio e via dicendo. Oggi come oggi
Parlare dei problemi del territorio per me significa anche la mattina prima di venire qui o pomeriggio, insomma, uscire, parlare con la gente che incontro, che sono, molti sono anche anziani, insomma, e sono gli amici di mio nonno, per dire, oppure gli amici dei miei genitori, ma anche degli amici miei, e si parla appunto delle cose che vanno e delle cose che non vanno in relazione appunto a quelli che sono i problemi che riscontriamo tutti i giorni nel vivere la nostra Favaro Veneto, nel vivere nel nostro territorio, e dove appunto sì, ci sono una serie di cose che dobbiamo risolvere, migliorare e migliorarci appunto per accogliere e per cercare di portare avanti quelle che sono le istanze, le richieste dei nostri concittadini. Certo. Questo sì, perché in realtà tante volte noi consideriamo come dire, delle aree che si trovano più in periferia, per anni è successo, adesso non più, le abbiamo sempre considerate come di periferia. Io credo che negli ultimi anni questi retaggi siano stati superati, e oggi come oggi anche realtà come Favaro, Marghera, Chignago, via dicendo, siano delle realtà che vanno viste in un'ottica più grande, che è quella del Comune di Venezia, e destinate anche ad avere un ruolo di protagonista all'interno della vita sociale e politica del Comune di Venezia. Ok, quindi questo è il suo intento. Ecco, ci può illustrare brevemente quali progetti ha potuto realizzare nei primi 5 anni del suo mandato? Sì, allora nei primi 5 anni del nostro mandato, dal 2015 al 2020, sicuramente un'opera su tutta è la pista ciclabile Dese-Favaro, che i cittadini attendevano da 27 anni ed è stata inaugurata nel maggio del 2019. È stata una conquista, è stato il primo atto che abbiamo fatto come municipalità in osservazione al bilancio del 2015. Ricordo che nel 2015 il Comune non si trovava assolutamente in una situazione rosea dal punto di vista finanziario, anzi si parlava addirittura del fallimento, e in un momento dico sempre di lucida follia, ecco che a seguito di questa osservazione il Comune, l'amministrazione Brugnaro la reinserì, e poi appunto dopo, con tutto l'iter burocratico che purtroppo queste cose comportano, è stata inaugurata finalmente nel maggio del 2019. Nel maggio del 2019, anche sempre su proposta nostra, è stata abbattuta l'area della ex piscina che versava in uno stato di degrado, era mal frequentata, e al suo posto appunto è stata fatta una piastra polivalente con un campo da basket, e dove all'inaugurazione è venuto anche il patriarca di Venezia, con nostra somma gioia. E un'altra opere importanti secondo me sono anche le asfaltature, perché per anni purtroppo non ci sono state delle asfaltature su questo territorio. Noi durante questi 5 anni abbiamo asfaltato delle aree che erano ancora da asfaltare, delle strade che erano ancora da asfaltare, ma soprattutto abbiamo cercato anche che venisse manutentata maggiormente la rete stradale. Poi nel 2000, adesso vado a memoria, mi pare nel 2018 si è verificato un problema all'interno del centro polifunzionale Pascoli, che è un nostro fiore all'occhiello a Campalto, un intervento che comportava una spesa di 250.000 euro. Ci siamo accordati con l'amministrazione comunale, è stato subito ristrutturato e adesso è bellissimo. Purtroppo con le restrizioni del Covid non può essere utilizzato a pieno, però speriamo che venga utilizzato. Poi speriamo che quanto prima finisca questa pandemia, certo, e che ricominci a essere utilizzato come prima, perché certo, è sicuramente un bene per il nostro paese. Poi abbiamo organizzato un sacco di eventi culturali, perché riteniamo che sia importante che le persone si ritrovino, stiano in compagnia, e comunque si scambiano le proprie opinioni, possono discorrere e via dicendo. Il prima su tutte abbiamo fatto il Redentore diffuso nel 2015, poi nel 2016 abbiamo istituito questo nuovo festival Trasporto e Salute, che coinvolge le scuole e i bambini di tutte le scuole, e ovviamente anche le associazioni sportive. Ma soprattutto nel 2019, dopo 18 anni, abbiamo ripristinato, sempre con l'aiuto dell'amministrazione comunale, però appunto è partita da qui l'idea, il Carnevale di Campalto. Il Carnevale di Campalto è stato istituito negli anni 70 ed è in un certo senso il carnevale in chiave moderna, che come modello è poi stato anche esportato a Venezia. È un impegno notevole, però ci tenevamo che venisse portato a termine, e dopo un lavoro che è stato fatto da parte dei consiglieri, dei delegati e via dicendo, siamo riusciti a rivederlo nel 2019, quindi è un altro traguardo di cui siamo molto contenti. Bene, ecco, tutto questo grande lavoro è stato fatto, diciamo, in solitario, oppure con la partecipazione di tutte le forze di consiglio, compresa l'opposizione? Ma io credo che ci siano delle vicende
dove le idee anche da parte dell'opposizione siano convergenti rispetto ai problemi che si presentano, perché mi piace sempre dire che aggiustare una buca non è di destra né di sinistra, ma è un impegno civico che ci prendiamo tutti quanti nel momento in cui vogliamo e accettiamo di avere degli incarichi politici. Io credo che ci siano, al di là della dialettica politica che può portare allo scontro, però ricordiamo che ogni ragionamento è importante perché ci aiuta a migliorarci. Io credo che su alcuni temi siamo stati assolutamente convergenti, su altre cose c'è stato ovviamente lo scontro della dialettica politica, però sempre nei termini civili, e comunque sinceramente secondo me è meglio evitare il più possibile le situazioni di conflitto, certo, e cercare di fare delle azioni concrete. Certo, benissimo. Affrontiamo adesso un argomento che non tocca solamente questa zona di Favaro, ma tutta la città, cioè l'aeroporto di Tessera, che è uno snodo aereo fondamentale perché è il terzo aeroporto d'Italia. Com'è la convivenza? Adesso siamo in Covid, però stiamo parlando nel periodo che noi tra l'altro auspichiamo arrivi più presto. E quindi dicevo, com'è la convivenza con il continuo sorvolo di aerei, il passaggio di mezzi da e per l'aeroporto, i problemi di parcheggio che abbiamo letto sono effettivamente un problema enorme. Qual è il sentiment dei suoi concittadini? Mi dica. Sì, allora l'aeroporto ovviamente mi pare sia il terzo in Italia, quindi è un'opera che assolutamente è stata impattante per il territorio di Tessera. È una cosa che deve essere seguita con la massima attenzione, perché lo ricordiamo, l'aeroporto fa dai 12 ai 13 milioni di passeggeri all'anno, pensiamo che Venezia fa 28 milioni di turisti, ovviamente stiamo parlando dei tempi quando non c'è il Covid. E quindi è una cosa che deve essere assolutamente attenzionata. Voglio ricordare che proprio da questa municipalità è partito un ordine del giorno che poi è stato recepito dal Comune, dalla Regione, dall'ENAC, che aveva appunto come oggetto le opere di compensazione. Diciamo che nell'immediato le cose che bisogna che vengano assolutamente fatte sono le opere di compensazione per cercare di andare incontro il più possibile ai cittadini. E poi ovviamente c'è anche questo problema del parcheggio. Proprio oggi pomeriggio abbiamo in discussione in Consiglio una delibera che riguarda la costruzione di un nuovo parcheggio che viene fatto nell'area in corrispondenza della rotonda di Tessera, della rotonda dell'aeroporto, anche per agevolare appunto nuovi posti auto, al fine di evitare che ci sia questo, come dire, questo congestionamento di parcheggio a destra e a sinistra, parcheggio selvaggio, che più di qualche volta ha provocato anche dei problemi, litigi e via dicendo. Questo non lo vogliamo che soprattutto si viva secondo senso civico, secondo buon senso, con correttezza, senza litigi, ma soprattutto anche che l'opera, che è impattante, venga comunque come dire, trattenuta all'interno di certi limiti per evitare il più possibile il disagio ai cittadini. In questa partita ovviamente la municipalità è sempre dalla parte dei cittadini di Tessera. Certo, ecco, a questo proposito, anche facendo riferimento alla questione di questi giorni del fazzoletto di terra in Piazzale Cialdini, parliamo di taglio di alberi, quindi anche in questo caso diciamo che i cittadini staranno molto attenti, e lei sicuramente lo farà, allo scopo di non far tagliare solamente alberi e mettere soltanto parcheggio, ma anche ricostituire il tessuto verde arboreo, perché normalmente se ne toglie da una parte dopo dovrebbero essere impiantati dall'altra, anche perché effettivamente il verde è fondamentale, quindi in quella zona lì sono stati tagliati a suo tempo per fare i parcheggi migliaia di alberi, quindi è stata una cosa, uno shock per l'ambiente. Che cosa ci può dire su questa cosa? Allora lei si ricorda bene, furono tagliati degli alberi per fare dei nuovi parcheggi, e devo dire che abbiamo fatto una riunione a cui partecipò anche il presidente dell'aeroporto, e cui partecipò anche un agronomo. Alcuni di questi alberi erano già malaticci purtroppo, quindi erano in una situazione di come dire, se non venivano tagliati comunque erano malati, sarebbero morti. Però è vero che fu fatto un intervento impattante che provocò il taglio di molti alberi, che però
ovviamente l'aeroporto si impegnò a rimpiantare in un'altra area che mi pare sia fronte laguna, e quindi diciamo che nel momento in cui vengono fatte certe opere ci preoccupiamo sempre che, se da una parte bisogna comunque sposare delle ragioni di economia e quant'altro, dall'altra però ci sono, come diceva bene lei, da salvaguardare anche delle situazioni del verde pubblico che purtroppo è sempre meno, quindi c'è stato un impegno da parte della SAVI di piantare questi alberi, quindi insomma credo che nella questione che comunque ha comportato questo taglio c'è stata anche la compensazione, dal momento che poi tra l'altro questi alberi hanno anche una funzione compensativa nei termini in cui appunto l'aeroporto provoca rumore e quant'altro, insomma provoca rumore, inquinamento e via dicendo. Quindi c'è l'attenzione, c'è sempre. Bene. Un altro argomento importante per la sua municipalità riguarda il progetto della bretella ferroviaria di collegamento tra la stazione di Mestre e appunto l'aeroporto Marco Polo. Il costo è superiore, mi pare, ai 500 milioni di euro, sì, e molti lo definiscono ad alto impatto ambientale, ovviamente. Lei come amministratore pubblico, che rappresenta quindi una consistente, abbiamo visto, fetta della popolazione, cosa pensa di questo progetto? Crede nella bontà di questa soluzione, che sarebbe tra l'altro molto simile alle soluzioni adottate dalle grandi città europee come Londra, Parigi e così via? Sì, allora questa è una questione sulla quale purtroppo negli anni ci siamo fatti una determinata idea, perché vede, noi nel 2016 abbiamo dovuto subire l'inizio dei lavori del bypass di Campalto. Il bypass di Campalto è stata un'opera che è stata assolutamente impattante per la realtà di Campalto, e sulla base di questa esperienza non vogliamo che si verifichi, che ha creato disagi, problemi e quant'altro alla cittadinanza di Campalto, non vogliamo che si verifichi un bypass 2, mi passi il termine, con la bretella ferroviaria che dovrà collegare Dese a Tessera, perché se è vero che è un'opera che comunque diciamo vuole europeizzare il territorio, dall'altra è anche vero che per quanto ci riguarda è un'opera che costa 526 milioni di euro, detto bene prima, e che comunque ci viene calata dall'alto e ce la troviamo tra capo e collo. Anche qui ovviamente con l'amministrazione comunale siamo assolutamente dalla parte dei cittadini, perché vengano indennizzati per quello che devono essere indennizzati nel momento in cui saranno appunto toccate le loro proprietà, e qui abbiamo proposto appunto unitamente all'amministrazione comunale che venisse adottato il metodo passante, poi vedremo cosa succederà, ma soprattutto che non vengano recati disagi, problemi e quant'altro come è successo col bypass di Campalto, perché non lo tolleriamo più. Ecco. Quindi appunto nel luglio 2020, dopo 4 anni, è stato inaugurato appunto il bypass di Campalto, e ora pare importante la realizzazione di quello per Tessera. Quindi sì, sempre per aiutare a sollevare il problema del traffico. Sì, il bypass di Tessera è un'altra opera che comunque noi abbiamo messo nel programma, sì, e riteniamo che sia importante appunto per decongestionare il traffico di Tessera dal traffico pesante, e comunque anche perché con l'aeroporto, con la gente che va in vacanza, che va al mare e via dicendo, Tessera molte volte si trova che è congestionata dal traffico, e quindi è necessario fare una via parallela che consenta di sgravare il centro. Proprio relativamente alle opere che sono state realizzate tra il 2015 e il 2020 a Tessera, dove c'è l'incrocio, è stata realizzata una rotonda, adesso è provvisoria in Jersey, però verrà conclusa nei prossimi mesi, insomma verrà fatta in via definitiva, funziona abbastanza bene, quindi siamo contenti anche per come è stata un attimo rivoluzionata la viabilità del centro di Tessera, perché l'incrocio non era proprio in sicurezza. Infatti. Ecco, molti cittadini del comune sarebbero favorevoli alla costruzione, alla realizzazione del nuovo stadio nella zona appunto di Campalto Tessera. Lei che cosa pensa in proposito dello stadio? Io credo che lo stadio sia un'opera importante per il nostro territorio, quindi se verrà fatto noi credo che insomma siamo favorevoli, però anche qui si tratta di opere che sono state di opere importanti, opere grandi, che comunque nel momento in cui vengono fatte devono rispettare sempre e comunque le esigenze dei cittadini, i cittadini prima di tutto, poi il resto, certo, se viene e migliora il territorio ben venga, se viene e peggiora il territorio ci opponiamo. Certo.
Ecco, poco fa diceva che nell'ambito di una riqualificazione della zona, appunto, che è stata poi effettivamente riqualificata, è stata abbattuta la famosa piscina, che però resta sempre un argomento in sospeso, perché questa zona, a quanto sappiamo, ha bisogno della realizzazione di questa piscina. Che progetti ci sono in corso? Sì, la piscina nasceva nel luogo dove ora si trova il centro sanitario. Avevo detto prima che è stata abbattuta l'area dove si trova appunto questa piscina perché era in stato di degrado totale, e niente, la raccoglieva un'utenza che andava da Favaro a Mestre, ma anche a Quarto d'Altino, Gaggio, Marcon, per dire, venivano tutti qua. Quindi era comunque una costruzione che caratterizzava la piscina di Favaro, che caratterizzava in modo importante il nostro territorio, ed è sempre stata una priorità che ci siamo prefissati fin dall'inizio come coalizione, quella di, fin dall'inizio, quindi anche nel 2015, quella di portare a Favaro una nuova piscina. Ora c'è un progetto, si è individuata un'area che è dietro i palazzoni di via Triestina, sì, e che mi pare tra l'altro che fosse di proprietà della Pietà, forse, di dove lei era presidente. Sì. E praticamente lì è stata individuata questa area, ci sarà un percorso da fare che coinvolgerà anche i privati, non sarà un percorso breve, però con tenacia teniamo alta l'attenzione perché anche questo progetto venga portato a termine, perché Favaro deve avere la sua piscina. Certo, benissimo. Parliamo di sicurezza e degrado. Parlando con il presidente di Mestre Centro si è constatato, ma questo è sotto gli occhi di tutti, che il problema della sicurezza e del degrado è piuttosto consistente in centro a Mestre. Com'è la situazione qui? Ci sono dei pericoli particolari, ci sono degli accadimenti su cui appunto siete particolarmente attenti, eccetera? Sì, beh, allora la situazione credo che sia un po' generalizzata. La sicurezza è un tema su cui bisogna investire e su cui bisogna comunque cercare di portare a termine dei risultati. La nostra comunità è stata coinvolta appunto dal tema delle baby gang, per esempio, perché ci furono appunto tempo fa alcune baby gang che si trovavano anche qui dietro il municipio, ma per dire anche in altri posti del nostro territorio, ma anche ultimamente è stata coinvolta dai furti, penso qui via Gobbi, ma anche in altre vie del nostro territorio. Ci sono stati appunto dei furti in casa, dei furti nelle macchine, via dicendo. Noi adesso posso dire una cosa, quei ragazzi che si trovavano, le baby gang che si trovavano di notte, di sera qui dietro il municipio, tante volte verso le 11:30, mezzanotte uscivo da casa e cercavo di controllarli, per dire anche io perché abito qui di fronte. Sì, sì. Ho rischiato la vita, ma non importa. Sì, esatto. Ho rischiato la vita, ma non importa. Sì. Però al di là di questo rimaniamo in contatto con i carabinieri, che sono dalla nostra parte. Sì, poi sono qua, sì, sono degli amici, ci aiutano in tutti questi problemi, ma anche con i vigili, insomma. Adesso c'è in programma con il sindaco di dotare tutte le aree del nostro territorio con nuovi sistemi di videosorveglianza, sì, quindi faremo la nostra battaglia per avere anche qui su Favaro. Insomma. Certo. Ecco, diciamo penultima domanda, il Covid ha portato su tutto il territorio, chiaramente nazionale e poi a cascata, un grande disagio sociale, cioè le famiglie ne risentono in continuazione per vari motivi, di perdita di lavoro, di incertezze di qualsiasi tipo. In questa zona qui, che tipo di disagio sociale lei ha potuto constatare, ha potuto appunto capire e verificare? Come le persone si rivolgono a lei per degli aiuti concreti? Che cosa avete messo eventualmente in campo per poter affrontare questo problema? Sì, beh, allora diciamo che ci sono, ad esempio, io frequento la parrocchia, nella nostra parrocchia di Favaro Veneto ci sono 130 famiglie che hanno problemi con l'avere da spesa, per esempio, quindi si è sviluppata una forma di sensibilizzazione per fare delle spese da parte di chi può, insomma le porta in parrocchia e poi vengono smistate, però anche il comune ha istituito i buoni spesa e via dicendo, quindi attraverso il sociale c'è una rete che consente di aiutare queste persone che si trovano in stato di difficoltà e bisogno. Però diciamo che la cosa principale secondo me è che tutti assumano
il proprio ruolo di prendere coscienza che è giusto anche aiutare gli altri, perché altrimenti questa esperienza, che è stata un'esperienza tragica, drammatica come quella della pandemia, non ci ha aiutato a migliorarci, ma semmai a peggiorarci. Quindi io credo che sia importante che tutti prendiamo coscienza che è giusto che dobbiamo cercare di fare qualcosa anche per gli altri e non più pensare solo a noi stessi. Quindi come dire, incentivare le persone a fare del volontariato, incentivare alle persone anche ad occuparsi degli altri. Certo. Ecco, e la situazione economica di questa zona del comune di Venezia, a Mestre, sì, questa è purtroppo, è una deformazione, è una deformazione, ma ormai purtroppo è superata. Quindi no, dicevamo che appunto a Mestre, lei sa che già prima della pandemia c'erano dei grossissimi problemi, sì. Esercizi commerciali chiusi, una veramente, e questa naturalmente, questa situazione ha ulteriormente peggiorato il tessuto proprio economico. Qui a Favaro, Campalto, cosa si vede? Ci sono magari delle timide nuove aperture, come sta succedendo per fortuna anche a Mestre, ci sono delle speranze per poter tirar su di nuovo questa economia di questa zona? Ma allora, innanzitutto, lo ricordavo prima, un tempo qui era un'area abbastanza fiorente dal punto di vista economico, perché le famiglie avevano più o meno tutte le loro attività. È successo che, a mio modo di vedere, le scellerate politiche che hanno portato all'apertura dei nuovi centri commerciali, già quello abbia influito sul fatto che ci fosse una crisi dal punto di vista delle attività al dettaglio. Successivamente, a me purtroppo mi spiace dirlo, però ci sono tante attività qui che sono state rilevate da parte di stranieri, che non vengono condotte nel modo in cui le conducevano i nostri autoctoni, quindi ci troviamo a dover anche affrontare delle situazioni che come tradizioni sono differenti rispetto alle nostre. Non è per essere razzista, anzi lungi da me, perché sono a favore dell'integrazione e ben vengano se aprono delle nuove attività, però diciamo che le nuove attività che hanno aperto in molte sono appunto di stranieri, e con cui peraltro siamo anche amici, ci troviamo e non è un problema. Ci sono stati degli altri amici che hanno cercato appunto di aprire delle nuove attività, e qui anche in piazza, per dire, perché per anni ci sono state delle attività che erano chiuse e sono state riaperte, e non è un periodo semplice purtroppo per l'economia del nostro territorio, e quindi non è sicuramente fiorente. Io spero che il governo si metta la mano sulla coscienza e vada incontro con i giusti indennizzi per queste attività, perché fino adesso mi sembra che non siano stati proprio giusti indennizzi. Certo. Quindi auspico che ci sia l'intervento da parte del governo, e poi per il futuro è tutto da vedere, insomma, perché oggi come oggi anche chi aveva un ristorante si trova in difficoltà, quindi non è semplice. Terribile. Bene, per concludere vorrebbe rivolgere qualche parola ai suoi concittadini amministrati? Innanzitutto rivolgo un caro saluto e voglio dire a tutti di tenere duro, di avere pazienza, e continuiamo a rispettare le regole e continuiamo a comportarci secondo quello che ci impone il senso civico per il nostro bene comune, e cerchiamo di aiutarci tutti. Sappiamo che per noi essere di Favaro Veneto è un orgoglio, e questo orgoglio si manifesta anche nell'occuparci degli altri, quindi facciamo del volontariato, aiutiamoci, andiamo avanti con pazienza, tenacia, e dopo il buio ci dovrà per forza essere una luce. Noi attendiamo con pazienza che questa luce ritorni a risplendere nella nostra Favaro Veneto, ma in tutto il comune di Venezia, ma in tutta l'Italia e in tutto il mondo. Grazie. Presidente, lei è stato molto gentile, è stato esauriente, ci ha spiegato il prima, il durante e poi quello che vorrà fare, e capiamo che lei ha un ottimo rapporto con i suoi appunto concittadini, e questo fa solo piacere, perché l'importante è proprio, come noi abbiamo sempre detto, abbiamo sostenuto come progetto comune, l'importante è che ci sia un rapporto buono, e soprattutto con la municipalità, che è il primo step, diciamo, di collegamento tra l'amministrazione centrale e i cittadini, e quindi mi sembra che in questa municipalità non ci siano, diciamo,
degli angoli e degli spigoli. Io volevo appunto ringraziarla anche di averci accolto e di aver accolto subito il nostro invito, e la prossima puntata sarà un incontro con il presidente della municipalità di Chirignago Zelarino, Francesco Tagliapietra, e quindi parleremo sempre appunto delle prospettive, dei problemi, degli aspetti di ogni municipalità. E ringrazio chi ci ha seguito finora e quindi do appuntamento alla prossima volta. Prego, sì, se vuole aggiungere. Volevo ringraziarla dell'invito e dell'opportunità che è stata data a me di poter parlare della nostra Favaro Veneto. Purtroppo non ci sono tante occasioni attraverso le quali è possibile spiegare come funziona la nostra municipalità e parlare del nostro territorio, quindi la ringrazio veramente di cuore. Grazie. Perché è una cosa che ci fa molto piacere. Grazie. E farà piacere a tutti. Grazie, senz'altro. Quindi direi che lo scopo del Comitato Progetto Comune, che è stato prima quello di capire in sede di prima della campagna elettorale, di capire i problemi della cittadinanza, tutta la cittadinanza, e quindi poi elaborare delle proposte che poi sono state anche regalate alla città, diciamo che sta cominciando a dare i suoi frutti, perché adesso con l'anno nuovo ci vogliamo calare nella concretezza, e questo è il primo passo, e poi ce ne saranno degli altri, quindi questo ci fa ben sperare. Grazie ancora a tutti, arrivederci e grazie a lei Presidente. Grazie.